Non far calare l'attenzione sul dramma che sta vivendo Marco Zennaro, ingegnere e imprenditore veneziano che si trova purtroppo sempre e ancora prigioniero in Sudan per una controversia commerciale. Venezia è tornata oggi ancora una volta a chiedere la liberazione di Marco, con un'avvocata ai remi sul Canal Grande di 24 caroline, una ogni ora e gli striscioni Forza Marco e Marco Libero. La staffetta ai remi, iniziata stamani alle 11, durerà ininterrottamente per 24 ore, giorno e notte, per concludersi domani domenica, sempre alle ore 11. Punto di partenza e arrivo della manifestazione, possibile grazie alla donazione ai remi di tantissime persone, sarà il pontile davanti al municipio di Cafarsetti, in riva del Carbon. Poco fa, alle 18, è stato il turno anche dell'equipaggio del comune di Venezia. La giornata di oggi per tenere alta l'attenzione su Marco Zennaro e sollecitare continuamente le nostre istituzioni nazionali affinché non abbandonino Marco. Ormai sta passando troppo tempo e quindi è importante anche tramite la giornata di oggi che tutta la città tenga alta l'attenzione e faccia sentire la propria voce per liberare al più presto Marco Zennaro. Una richiesta che ci fa sempre più pressante, inascoltata da quasi un anno e che unisce a sostegno della famiglia uomini, donne, società sportive, remiere, amici di Marco e semplici cittadini. Insomma, una richiesta corale e unanime di tutta la città. Oggi tutta la comunità veneziana esprime nuovamente la massima solidarietà a Marco Zennaro, a tutta la sua famiglia, ai suoi figli, un modo per tenere ancora accesi i riflettori su questa triste vicenda che ormai dura da quasi un anno e per chiedere ancora una volta al governo che non c'è più tempo da perdere. Rivogliamo Marco a casa subito e noi come città, come istituzioni e come comunità non lo abbandoneremo mai.